splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta si è inaugurata l'11ª edizione del concorso regionali Formaggi del Veneto, denominato Casius Veneti, realizzato dai consorzi di tutela delle grandi DOP regionali, vetrina del settore caseario che quest'anno ha registrato numeri da record, con la partecipazione di 380 formaggi in gara provenienti da tutto il territorio veneto. Ai migliori sono stati consegnate 37 medaglie d'oro. 378 formaggi su 37 categorie, 77 sono i produttori che hanno esposto, credo che sia veramente un'edizione da record, ma ormai ogni anno il record si batte. Perché? Perché i trasformatori veneti si mettono continuamente in competizione, vogliono comunque portare sempre la loro qualità alla conoscenza di chi sono gli addetti al settore e il consumatore, e prova ne sia che ogni anno appunto abbiamo un aumento dei formaggi presenti alla rassegna, ma prova ne sia anche il fatto che stanno nascendo sotto nella scia del Casius Veneti tantissime altre manifestazioni. Mi vengono in mente quelle dei formaggi di fattoria, mi vengono in mente tutte le rassegne che effettivamente sono nate in questo periodo nel quale noi abbiamo fatto da capofila per quello che riguarda la promozione. Io credo che ormai nel DNA dei nostri trasformatori sia proprio entrata la voglia di competizione, la voglia di confronto, la voglia di essere i primi, e questo per il settore è molto importante, perché effettivamente abbiamo bisogno di presentare la nostra qualità, di far dire a tutto il mondo che i veneti cercano qualità e sicurezza alimentare. Il pensiero di svolgere la manifestazione anche a livello internazionale? Ma io spero tanto che riusciamo a fare qualcosa di importante ancora di più. L'input da parte della politica, abbiamo sentito oggi il nostro governatore, vuole che il Casius diventi ancora più importante. Se le istituzioni ci danno una mano, noi siamo sempre in prima fila a difesa di quelle che sono le produzioni locali, per dare alla fine una risposta ai nostri allevatori che in questo momento stanno soffrendo maleditamente. L'impegno della Regione è quello di far conoscere e riconoscere al consumatore un marchio veneto che identifichi l'eccellenza dei prodotti data dalla garanzia di salute e genuinità. Penso che questa infilata dia una dimensione di che cos'è la produzione di qualità del Veneto, e la grande qualità, la quantità di prodotto, ma soprattutto anche la sicurezza alimentare. Qui c'è identità, c'è storia del nostro Veneto. Penso che abbiamo le carte in regola per essere titolati a candidarci come il salotto buono del formaggio a livello internazionale. Quindi Casius Veneti deve diventare Casius Veneti World, quindi mondo, e confrontarsi con le migliori produzioni nazionali e internazionali. Casius Veneti, manifestazione regionale dedicata ai formaggi locali, ospitata ogni anno in una delle ville venete, ha dato l'opportunità agli appassionati di formaggio, esperti e amanti del buon cibo, di ammirare e degustare l'eccellenza casearia veneta, tra il grana padano, Asiago, Casatella, Montasio, Provolone e tanti altri, sinonimo di qualità e trasparenza. Siamo qui a presentare le eccellenze delle nostre DOP, dove dietro a questi formaggi ci sono 3.400 produttori di latte del Veneto che producono 1.200.000 tonnellate anno di latte. Quindi quei disciplinari che rappresentano questi formaggi, ci sono tante produzioni che ci danno il latte certificato e quindi una bontà, e quindi diciamo ai veneti: acquistate questi formaggi che sono certificati e che sicuramente sono fatti con il latte nostro, del latte dei nostri produttori.